Sono partiti ieri in provincia di Belluno in 1200, ma sono 30.000 in tutta Italia per la Route nazionale della Gesci, un incontro periodico fra scout che si fa quando serve. È una cosa che si fa quando si pensa che ci sia il momento necessario. Questo è dedicato al coraggio, alle strade del coraggio, per aiutare i ragazzi a riflettere da soli su quali possono essere le vie d'uscita individuali, ma anche collettive per loro, per il loro gruppo, per l'Italia, per uscire da questa situazione di crisi che non sta aiutando molti giovani. I campi mobili si svolgono in questi giorni in tutte le regioni italiane. I partecipanti camminano in unità di formazione costituite da comunità provenienti da realtà diverse dell'Italia e del mondo e vivranno esperienze di scoperta, entusiasmo, riflessione, spiritualità, festa, dialogo, incontro. Il campo fisso, la città delle tende, sarà allestita nel parco regionale di San Rossore in provincia di Pisa e lì sarà il momento del confronto, della condivisione, della festa e delle esperienze vissute da migliaia di giovani per i quali questo particolare momento storico è di vera e propria emergenza. Se vogliamo salvarci tutti insieme dobbiamo trovare un'uscita collettiva. One way, cioè il modo unico di uscirci è fare strada insieme, e dall'altra cercare queste cosiddette strade di coraggio. Cioè, se stiamo in poltrona a aspettare che qualcuno risolva la crisi, non succede, ciascuno deve inventarsi, ognuno di questi gruppi dovrà arrivare a San Rossore con un piccolo pezzo di un puzzle da mettere insieme che costituirà la cosiddetta carta del coraggio. Grande attenzione è stata riservata dalla Gesci alla questione sicurezza. Come a Gesci del Veneto abbiamo messo in piedi, assieme al CAI e al Soccorso Alpino, un'operazione che si chiama Montagna Amica e Sicura, in cui c'è una collaborazione reciproca, vengono dei loro esperti anche a aiutare i nostri capi. Su 200.000 ogni estate che si muovono, è chiaro che qualche piccolo incidente può succedere, fa parte della statistica, fa parte dei normali modi in cui si impara anche sbagliando. Poi non è quello il metodo, ovviamente, devi riuscire ogni volta a fare un ragionamento sul perché si è sbagliato e cambiare strada.